Ci troviamo a Sagrado, sulla sponda sinistra del fiume Isonzo. Sopra di noi, a nord-est, si trova il Monte San Michele, a sud Re di Puglia, con il suo imponente sacrario ed il colle di Sant'Elia, e alle nostre spalle una villa del Seicento che durante la Grande Guerra fu trasformata in ospedale per i feriti più gravi, quelli non trasportabili. Qui, nel dicembre del 1915, arriva a combattere e a scrivere il fante e il poeta Giuseppe Ungaretti. Nel giro di pochissimo tempo il suo fervente patriottismo iniziale si convertirà in consapevolezza che la guerra è orrore, è carneficina, è disumanità. E nasceranno allora le poesie, che tutti conosciamo per averle studiate a scuola, contenute nel Porto Sepolto. Il Porto Sepolto, un libricino esile che uscirà in una tipografia di Udine, involontaria capitale della Grande Guerra, in sole 80 copie. Poco più di 30 poesie, eppure versi capaci di segnare uno spartiacqua fra il prima e il dopo del panorama poetico italiano del Novecento. Qui infatti ogni verso è scarnificato, quasi nell'intenzione di aderire alla scarnificazione fisica, psicologica e anche etica operata dalla guerra sull'uomo e sull'idea stessa di umanità. Eppure anche qui, nella natura mutilata del Carso, sarà data la possibilità di riconoscersi parte di un tutto. Questo è l'Isonzo, scriverà Ungaretti nella sua lirica I fiumi. E qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Spostiamoci ora idealmente a qualche chilometro da qui, fino a Ronchi, che viene ribattezzata Ronchi dei Legionari a partire da un evento preciso e spinoso del primo dopoguerra. Buona parte dell'Europa è tabula rasa e le potenze vincitrici si riuniscono a Versailles per ridefinire gli assetti geopolitici internazionali. In questo contesto, una città di importanza strategica fondamentale si trova al centro di rivendicazioni sia da parte del neonato Stato jugoslavo, sia dell'Italia, Fiume. Per forzare le mani alle potenze vincitrici, D'Annunzio, nel settembre del 1919, si pone alla guida di una colonna di granatieri. Parte da Venezia, viaggia su una Fiat 501 decappottabile rossa, trascorre una notte febbricitante a Ronchi, riparte il mattino successivo alla guida di 26 autocarri stipati di mitragliatrici e di soldati, i legionari. Sono 1 migliaio, ma già entro la fine dell'anno diventeranno circa 10.000, perché non smetteranno di affluire verso la città contesa, e non solo dai vari angoli d'Italia, ma dai diversi angoli d'Europa e oltre ancora. Ma chi sono i legionari? Molti di loro sono ex combattenti che faticano a reintegrarsi perché assuefatti alla violenza da anni di guerra. Ma a parte questo, nel magma umano che confluisce a Fiume c'è tutto e il contrario di tutto. Ex interventisti ed ex neutralisti, monarchici e repubblicani, affaristi cinici e banchieri, ma anche giovanissimi studenti che fuggono dal collegio, visionari, sognatori, un po' pazzi e ribelli. O futuri scrittori come Giovanni Comisso ed Henry Fürst. Naturalmente anche prostitute, cocainomani, futuri fascisti e futuri antifascisti come Alceste De Ambris, l'autore della Carta Costituzionale del Carnaro. Ma che cosa hanno in comune persone così diverse fra loro? Beh, innanzitutto sicuramente la rabbia, perché la fine della guerra non ha portato con sé i cambiamenti sperati. E poi certamente la sensazione che sia finito un mondo. È necessario rifondarne uno nuovo. Ecco allora che Fiume diventa una sorta di controsocietà sperimentale, in cui le donne ottengono il voto,
Viene sancito il divorzio, si ottiene un salario minimo, viene fondata la Lega dei Popoli Oppressi e sancita anche l'idea di una scuola multiculturale, multietnica e multiconfessionale. Insomma, un vero e proprio laboratorio sociale, in un clima che è di festosa ribellione per gli italiani e di intimidazione per i croati, finché il Presidente del Consiglio Nitti decide di intervenire con l'esercito e di porre fine all'avventura fiumana. Oggi su questo evento così complesso e spinoso si interrogano ancora storici, intellettuali e artisti, e tutto questo è avvenuto a pochi chilometri da qui, dal fiume Isonzo, e su questi confini orientali che si spera siano sempre meno confini e più cerniera aperta e orizzonti condivisi.